TG Plus News edizione di Treviso, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nella notte del 31 maggio i carabinieri di Castelfranco Veneto hanno arrestato in flagranza di reato una cittadina cinese residente a Brescia, imprenditrice con precedenti, ritenuta responsabile di sfruttamento della prostituzione. L'arresto è avvenuto a seguito di una mirata attività di indagine che ha permesso di individuare nella stessa la figura di riferimento del centro massaggi in via Carpani di Castelfranco. Il centro offriva prestazioni sessuali a pagamento, pubblicizzate anche attraverso specifici siti internet, dove venivano riportate utenze telefoniche riconducibili all'arrestata e da lei utilizzate realisticamente per la gestione dell'attività. L'immobile in questione è stato sottoposto a sequestro. Sono stati inoltre denunciati in stato di libertà per favoreggiamento della prostituzione un cittadino cinese, imprenditore e proprietario dell'immobile, con precedenti specifici, e una connazionale disoccupata, incensurata, ritenuta principale collaboratrice della donna arrestata. E nella mattinata del 31 maggio i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino di 33 anni, di origine marocchina e residente nel comune di Cavaso del Tomba. L'uomo, con precedenti specifici, è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 30 maggio 2025 dal GIP del Tribunale di Treviso. Il provvedimento è scaturito da approfondite risultanze investigative raccolte dai militari della stazione di Pieve del Grappa in relazione a una rapina commessa il 14 maggio scorso nel centro cittadino, ai danni di una donna 83enne del luogo. L'arrestato è stato portato nella casa circondariale di Treviso. E alle ore 2:15 di oggi, sabato 31 maggio, si è verificata la fuoriuscita autonoma a Ponte di Piave, in località Levada, in via della Vittoria, di un'autovettura. 3 persone sono rimaste lievemente ferite e sono state trasportate in ospedale a Oderzo. Invece si è rivelata più grave la situazione per il conducente della vettura, un 28enne di Motta, che è stato portato a Treviso all'ospedale Cafoncello in elicottero. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco di Motta di Livenza, che hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale del SUEM 118 per prestare i primi soccorsi. L'Unione Province del Veneto ha organizzato ieri, in collaborazione con UPI Nazionale, per la giornata di venerdì 30 maggio, nella sede istituzionale della provincia di Treviso, gli Stati Generali della Mobilità Sicura nelle province venete. L'evento è stato occasione per parlare di viabilità sicura, declinata sia in termini di investimenti infrastrutturali, sia di iniziative che si inquadrano nell'ambito della campagna nazionale Mobilità Sicura, promossa da UPI e dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a valere sul Fondo per l'incidentalità notturna. Stefano Marcon, presidente dell'Unione Province del Veneto e presidente della provincia di Treviso. I nostri enti rivestono un ruolo cruciale per la sicurezza delle strade. Annunciato per il 3 giugno incontro con Salvini sui fondi. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.